Mertens resta a Napoli e tu interista stai rusicando. Dopo Modric, Vidal, Dzeko e Messi, anche Mertens ne è venuta data figura in me. Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Ciao ragazzi, ma dico io, l'Inter si aveva preso Messi, poi aveva preso Dzeko, si aveva preso anche Vidal e Mertens e anche Modric. A quest'ora aveva vinto il campionato e pure la Champions. Magari no a quest'ora, ma l'anno prossimo, perché cominciava il campionato, secondo me poteva rifare il triplete, dai, poteva fare il triplete una volta. Però purtroppo, sono solo fake news, nessuno che arriva, ma solo notizie all'orecchio, ma poi Ciruzza do aiuto, Ciruzza che ha fatto? Ciruzza ero sta a Milano, a Londra. Dov'è Ciro? Ciucciari? Dove è andato Ciro Mertens? Ciucciari? Non ci sono venuto? È restato a casa a Napoli. Ah, è restato a Napoli, ha detto Ciucciari. Vai giù, ma voi credete veramente in Barzelletto? Vai giù. Secondo voi, Ciruzza? Sì, c'è stata la possibilità che potesse andare via, ma l'amore ha fatto più dei soldi, ha fatto più della Champions, ha fatto più di un campionato che l'Inter potrebbe vincere. Diciamo che attualmente l'Inter ha qualcosa in più al Napoli. Conferma di Mertens al Napoli è una notizia positiva perché il Napoli ha intenzione, secondo me, di puntare all'anno prossimo fortemente, magari diciamo al campionato, però fortemente alla Champions prima di tutto, però fa capire che il Napoli c'è, può essere ancora una volta, ci può far sognare ancora una volta il nostro folletto belga, perché qui con noi abbiamo sforato il campionato quando c'era lui, c'era Higuain, insomma, ma questo Napoli secondo me può dire la sua anche l'anno prossimo, perché a partire sarà appunto Milik e Llorente, ma no Mertens, come tanti si aspettavano e come tanti hanno detto che Mertens era già a Milano, dove c'aveva una casa, dove c'aveva un hotel, dove c'aveva, che ne so, i parenti a Milano, tutto andrasat. Cioè, ma che vada fatto, Io non lo so, vi siete fulminati un attimo, avete asciuto pazzi, io sono asciuto pazzo, mamma per Ciruzzi sono asciuto pazzo, aiutami tu. Ma no, non capisco più niente, perché Ciruzzi è a Napoli. E a Napoli, si allenerà con Napoli, io con Napoli, per altri 2 anni, e poi vedremo se viene in dirigenza, bene, sarò contento. Ovviamente vorrei anche il nostro capitano, e ripeto ancora, Amsic commertente. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo godimento di Ciruzzi Mertens che viene a Napoli, e l'Inter si piglia nata mozzarella e bufala, nato pack. Ci sono abituati ai pacchi in anticipo, prima di Natale. Se li pigliano a giugno, se li pigliano a gennaio, e a Natale pigliano proprio un furgone. Questa è la vita. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale di Napoliello 87. E come sempre, buona serata a tutti o buonanotte a tutti da Napoliello 87 e forza Napolese.